Buonasera a tutti e ben chietas a Gnovis. Un uomo di 77 anni di Udin è stato arrestato dalla polizia postale dal Friuli Venezia Giulia per il possesso di miliardi di files pedopornografici con frutti anche onevore piccoli. Le indagini sono partite di una segnalazione di un gruppo di materiali pedopornografici che venivano chiamati sul web con l'individuazione dell'utente responsabile del trasferimento del materiale. In quel momento è scattata la perquisizione in chiesa dall'uomo, che sono saltati fuori i file. Alle dispierdute di domenica a Cogne, in Val d'Aosta, Raffaele Rinaldi, un triestin di 50 anni, che sta a Chamonix, dall'uomo è stata dichiarata della macchina serate come di regole in località Lilla. Ali è relata a Cogne per via dell'arrivare dalla tappa dal Giro d'Italia e per chiatarsi con un sofradi. A Ciriloma sono impegnati la Guardia di Finanza col soccorso alpin, i pompiers, i carabiniers e la forestale, parzori della protezione civile e dalle unità cinofili. Avanti per migliori indicatori sull'ande dalla pandemia in regione, durante le ultime settimane i news casi di infezione di Covid sono calati dal 34,4%, 5 punti di percentuali migliori rispetto alla media italiana. Avem ben anche i numeri sull'occupazione dagli ex-Covid in ospedali, 9% alle series medicis, 1% alle terapie intensivis, anche in questo caso la situazione è migliore della media italiana, durante le percentuali sono dal 9,7% e dal 3%. Tale nelle regioni che calano in maniera importante in tutte le province, dal 40% di Udin fino al 22% di Trieste. I casi positivi per ogni 100.000 abitanti sono 1.644, in diminuzione, ma parzore dalla media italiana che è di 1.370. Questa del quadro in giornata, che fu dall'ultimo controllo della Fondazione Gimbe, che però per ciò che riguarda gli vaccini si mette in evidenza che in un mese sono cresciuti dal doppio a livello nazionale le persone cence la terza dose sono passe 4 milioni. Con la crisi in Ucraina e la situazione delle imprese dal terziario dal Friuli Venezia Giulia è lade in PS alle cerca salte fuori dall'analisi dell'osservatorio congiunturale di Format Research per Confcommercio che ha chiatato un enorme aumento dei prezzi sfatti dei fornitori alle imprese dal commercio, dal turismo e dai servizi della nostra regione che ha fatto saltare fino al cielo i costi dalle imprese. E resta stabile invece l'occupazione. Non è dubbio che la guerra agli spuartis dall'Europa vedi frenata la ripartenza, l'ha detto il presidente di Confcommercio Giovanni D'Apozzo, mettendo in evidenza che siete imprese sudiste dalla nostra regione e hanno sentito il colpo dalla guerra. La Confindustria di Udin ha ospitato di Buinore Jan Lecun, uno dei più importanti esperti dal mondo dell'intelligenza artificiale e robotiche che come lavora con Facebook e WhatsApp. Lecun ha raccontato che la nuova frontiera della tecnologia ha che di insegnare le macchine a pensare agli di conseguenze senza bisogno di essere programmati. All'incontri ha anche la vicepresidente della Confindustria di Udin, Anna Mareschi Danieli, l'assessore regionale Sergio Midio e il rettore dall'Università di Udin, Roberto Pinton. Con l'arrivata a Trevis dalla tappa numero 18, il Giro d'Italia è pronto a arrivare in Friuli Venezia Giulia. Domani mattina a misdia e di la partenza di Maranco, i ciclisti che passeranno in verticale la provincia di Udin fino a Buie, per dopo voltare via Starcinte e scominciare a montare su ad Alt. A passeranno un da urche l'altri, Vilegnove e Pastanamè, poi il sconfinamento in Slovenia e la dura rive dal Kolovrat. Tornassi in Italia, il passaggio a Cividate e le ultime rive a Madonna di Monte che decideranno il vincitore di domani. Telefriuli a strada 1 in diretta alla partenza di Maranda, misdì con un quarto, misdì un quarto e dopo accompagnerà i ciclisti perduti il dopo di misdì dalle 4 con un quarto fino all'arrivata con collegamenti in diretta dal Passo Larie di Cividate e di Madonna di Monte. In prime serate agli SNU filmi della giornata con intervisti e ripresi di tutto il percorso della gara in Friuli Venezia Giulia. E come spazio le rubriche settimanali di Gnovis dal Monte.
Ovviaggiamo questo appuntamento con Gnovis dal Monte, fevelante dalla terza edizione dal Corso di Furlan in Madeate dal Focolare di Buenos Aires, il primo al Monte a partita l'insegnamento dalla Marilenghe e dal Spagnolo e a fevelanti sono gli stessi Furlans di là dall'Oceani. A mai sono cominciati per 10 anni consecutivi i corsi di Furlan, de Società Furlane di Buenos Aires. Sono gli unici corsi in tutto il mondo per imparare il Furlan che appartiene dal spagnolo. Rose, rose. Y en ese caso, no es rosse. Il corso Furlan di Zero in questi 3 anni ha avuto più di 100 persone che si sono avvicinate a lingue furlane grazie al collegamento online col Focolare. Sono arles di tutte le Argentine, ma anche Uruguay e con di più Barcellona, Atlanta, dai Stati Uniti e d'Italia. Il corso Furlan un passo in avanti è un vero gruppo di studi di lingue furlane, culture e letterature perché che sono arrivati a capire, fevelà e scrivi per Furlan. In quel senso mi ha fatto riguardarmi di un conte, lo conoscete sicuramente di chi, che si chiama, nel senso che no, di robe terribili fatte a una persona degue, che si chiama La gallina degollata. Sì. Al chiappe dentri, int che ogni diviners si chiate per condividere la passione e la bravura per l'idris furlanis. I docufilms che sono terrai fanno una raccolta piuttosto puntuale di sue vicende in Friuli, il ruolo dei somari. Bras, mandi. Dalla sede della Società Furlane di Buenos Aires è stato fatto anche il campionato metropolitano di tango della città, una manifestazione vorrei sintude che ha fatto arrivata alla sede del Focolare dei geni di appassionati dal bal tradizionale argentino per vedere all'opera i migliori ballerini della città, tutti sotto della bandiera furlane. E si spostì in Cumò di Buenos Aires a Milano, là che si farà un avvenimento serale per i 30 anni che è morto David Maria Turoldo, un evento organizzato dall'Ente Friuli Palmonte, dal Centro di Studi Spari David Maria Turoldo di Codere, dall'Ordine dei Siervs di Maria e dal Focolare Furlan di Milano. Poesie alle tornate al monte, poesie, se chiacchierà di svia per l'agnota, è il titolo del concerto che si farà alla Basilica di San Carlo al corso sabato dopo di misdì alla 5. E anche per lo signor Teledute, Gnovis al torne, domani sera, mandi e buone serate.